alla campagna elettorale per le europee, e anche il tentativo di, per quanto piccolo, di tentare di dare una risposta a un pochino quel sentimento anti-europeista che ormai sta dilagando non solo in Italia, ma un pochino in tutti anche gli altri paesi europei. È ovvio che in un momento di difficoltà economica così pesante non sia facile per un cittadino sentirsi prima di tutto europeo. È per questo che riteniamo sia un pochino compito della politica fare questo passaggio. Spiegare insomma alla cittadinanza che essere europei non è un dispiacere, ma anzi è un onore e un'opportunità. È un'opportunità anche per il nostro paese di crescita e di sviluppo. L'Europa può dare straordinarie possibilità e opportunità anche di integrazione fra popoli e culture, cosa che è fondamentale per una società civile con la C maiuscola, intesa come qualcosa di veramente importante e di comune in questo senso. È importante anche che anche con queste iniziative cerchiamo di far capire quanto sia importante affezionarsi un pochino alle istituzioni in genere e in particolare all'istituzione europea. Il 25 maggio ci saranno le elezioni appunto europee, un appuntamento importante, ma a luglio inizierà anche la presidenza italiana del semestre europeo. Altro appuntamento importante che deve vederci protagonisti in questo senso. Grazie ai relatori, in particolare a Franco Frigo, in quanto deputato del Parlamento europeo, possiamo imparare a conoscere un pochino meglio che cos'è l'Europa e come possiamo sentirci cittadini europei. Per questo vi ricordo anche che fuori è possibile firmare la petizione New Deal for Europe, che è una petizione per un pochino spingere chi è in Europa ad avere più attenzione al lavoro, alla disoccupazione e a tutti quei temi più sociali e più direttamente legati alla nostra vita più economica anche. Quindi buona giornata e buon lavoro. Grazie, buongiorno. Io ringrazio Franco Frigo per l'impegno che ha messo in campo in questi mesi. Lui, sapete, è subentrato alla Deborah Serracchiani quando è stata eletta Presidente della Regione Friuli, e da allora è diventato il riferimento veneto del Parlamento europeo, e credo che in questi mesi di attività sicuramente l'impegno e la qualità anche del lavoro che ha profuso sia sicuramente un elemento, ecco, che ci ha aiutato a conoscere meglio l'Europa, e soprattutto in questo interscambio tra il ruolo che svolgiamo sul territorio e questa importante istituzione. Naturalmente ringrazio anche Maurizio Franceschi, che oltre ad essere un amico è anche direttore regionale di Confesercenti, e quindi abbiamo voluto chiamare a questo incontro anche un rappresentante del mondo economico per come si dice, affrontare anche dal punto di vista delle imprese il ruolo, la funzione dell'Europa e quali sono le opportunità e anche le difficoltà, gli elementi di criticità che esistono nella gestione europea. Quindi un tema sicuramente molto importante. Abbiamo con questo sostanzialmente avvio di campagna elettorale deciso di utilizzare il format di un incontro in una sala chiusa, anche se a partire dai prossimi giorni inizierà una presenza del nostro partito, del nostro gruppo nelle piazze, nelle realtà territoriali, nel rapporto con i cittadini, che sicuramente permetterà, ecco, di capire, di affrontare, di spiegare meglio anche la sfida che abbiamo di fronte con queste elezioni. Io faccio una breve presentazione e una valutazione partendo dal titolo che abbiamo dato a questo incontro, che sicuramente può essere un assist per Maurizio Franceschi, ma ancora di più, ecco, per una valutazione più complessiva, più politica
delle ragioni e delle proposte del Partito Democratico in questa campagna elettorale che sarà sviluppata da Franco Frigo. Il titolo che è stato scelto da Valentina, dalla segreteria del nostro partito a livello locale, è sicuramente un titolo importante, stimolante: Veneto chiama Europa, territorio e sviluppo dell'Europa di domani. Quindi partiamo dal Veneto, da un'analisi di come il Veneto vede l'Europa, ma soprattutto come stiamo in un contesto europeo, quali sono le opportunità, i limiti, la forza del nostro territorio e quali sono le sfide che dobbiamo mettere in campo nei prossimi anni. Guardate, per ragioni anche organizzative non riesco così a darvi anche delle immagini su alcune valutazioni che vengono fatte da chi analizza come il Veneto sta, e l'Italia, ma in modo particolare il Veneto sta in un contesto europeo. E come sempre, quando vengono fatte queste analisi, vengono fatte queste verifiche, ci accorgiamo che ci sono luci e ombre su come stiamo in Europa, su come siamo come realtà veneta. Faccio due flash su come veniamo letti su due fronti: il tema della capacità competitiva del Veneto in Europa e il tema dell'innovazione. Come veniamo letti dall'Europa, i dati statistici, chi studia l'Europa ci dice sul tema dell'innovazione, che credo siano due punti nodali del capire come stiamo, ma soprattutto come dobbiamo prepararci e lavorare per le sfide future. Ecco, nella graduatoria della competitività regionale in Europa non c'è un grafico, ma insomma si vede in maniera chiara che il Veneto, l'Italia, la Spagna e alcune realtà dei paesi dell'est risultano essere sostanzialmente nella graduatoria bassa. Quando parliamo di competitività economica, quando parliamo di efficienza di governo, di mercato e di infrastrutture. Su questo fronte abbiamo sicuramente dei limiti importanti che ci mettono al fondo della graduatoria, mentre abbiamo Germania, i paesi del nord Europa, Inghilterra, che si trovano sui punti di eccellenza, di maggiore capacità competitiva. Mentre se valutiamo tutta la parte riferita all'innovazione, ci accorgiamo che abbiamo degli elementi che ci possono far pensare in termini positivi al nostro futuro. Quando parliamo di analisi di prodotto, dei processi produttivi, dei servizi, della tecnologia, ma soprattutto delle idee. Ecco, l'elemento forte, la capacità di essere produttori, di fare uno sforzo sul fronte della proposta, della cultura anche di impresa, è sicuramente uno degli elementi che ci mette invece su questo tipo di analisi in un contesto molto più positivo. Naturalmente vi dico tutto questo sapendo che il Veneto è una delle realtà leader dal punto di vista produttivo, dello sviluppo, della crescita a livello nazionale, ed è sicuramente una regione che su alcuni comparti, sto pensando al turismo, siamo la prima regione d'Italia, quando parliamo di aziende manifatturiere, siamo sicuramente una delle realtà più interessanti del panorama nazionale e internazionale, però ecco, ci sono dei limiti rispetto alla governance, alla capacità di produrre qualità in alcuni comparti, che corrono il rischio, se non recuperati, di renderci fragili, ecco, e di non intercettare fino in fondo tutto il tema della ripresa e dello sviluppo da proporre nei prossimi anni. Prossimi anni si discuterà soprattutto l'Europa 2020, avrà 3 punti di attacco che riteniamo molto importanti. Il tema della crescita intelligente,
un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, una crescita sostenibile e quindi guardare anche alla qualità ambientale, all'utilizzo anche intelligente delle risorse che non sono infinite, e il tema della crescita includente, economia ad alto tasso occupazionale, e credo che mai come adesso il tema dell'occupazione sia drammatico in Europa e in particolar modo nel nostro paese, soprattutto la disoccupazione giovanile credo sia uno dei cruci, una delle difficoltà sicuramente più drammatiche che vive la nostra realtà e il paese nel suo insieme. E soprattutto l'altro grande tema della coesione sociale e territoriale, il pericolo che ci sia un paese, territori che vivono elementi di contrasto tra chi diventa sempre più ricco e l'aumento anche della povertà nel nostro territorio. Tema sicuramente che è stato affrontato, che svilupperemo in maniera più dettagliata. Quali sono, e vado velocemente, i punti su cui quando si parla di crescita intelligente vale la pena analizzare alcuni dati. Target europeo, quando si parla di investimenti in ricerca e sviluppo, ci porta a pensare che sulla ricerca dovremo investire, c'è già chi lo fa, ma dovremo arrivare mediamente a investire il 3% del PIL prodotto in questo comparto. A livello nazionale siamo attorno all'1,5%, nel Veneto, dati 2010, siamo all'1%. Ecco uno dei punti di debolezza, investire di più sulla ricerca e innovazione è una delle grandi sfide che coinvolge la parte pubblica, ma che deve coinvolgere anche in modo molto forte tutta la parte privata, il sistema delle imprese, la rete anche delle associazioni che si organizzano su questo fronte. Altro tema importante, i giovani che per capire anche, fare la fotografia di come siamo in questa fase, i giovani e dove dobbiamo andare, i giovani che lasciano gli studi, ecco, l'obiettivo a livello europeo è quello di arrivare almeno 10% di abbandono, in Italia siamo tra il 15 e il 16%, e nel Veneto, nella popolazione 18-24 anni, siamo attorno al 4,2%. Altro punto importante, dato di riflessione che vi do, la percentuale di laureati tra i 30 e i 34 anni, e obiettivo Europa 40% di questo target deve essere laureato. In Italia siamo tra il 26 e il 27%, nel Veneto siamo attorno al 21-22%. Altro elemento di riflessione, ecco, su come strutturiamo dal punto di vista formativo, culturale, tecnico anche le nuove generazioni, come affrontiamo le sfide su questo fronte. Sul tema della crescita sostenibile, energia, tema fondamentale, energia da fonti rinnovabili sul consumo finale, in Europa obiettivo 20%, in Italia siamo al 17%, anzi obiettivo 17%, in Italia in questo momento siamo attorno all'11,5%, non ho un dato disaggregato per quanto riguarda la nostra regione. Un breve flash sul tema dell'occupazione tra i 20 e i 64 anni, in Europa obiettivo 75%, in Italia 67-69%, nel Veneto siamo attorno al 70% ed è uno dei punti, diciamo, che ci avvicina di più alla media, quelli che sono gli obiettivi anche che vogliamo mettere in campo a livello nazionale. L'altro grande tema è il tema di recuperare, di evitare che ci sia un eccesso di impoverimento anche delle nostre popolazioni, quindi l'obiettivo europeo è di arrivare a una riduzione del 20%. Cosa succederà in questi anni, dal 2014 al 2020? Ci saranno delle risorse che arrivano anche nella nostra regione, calcoliamo in maniera approssimativa, ma ci avviciniamo molto a questa ipotesi, e che tra il 2014 e il 2020 arriveranno circa 3 miliardi di euro, una somma importantissima
che verrà distribuita sostanzialmente in 5 fondi. Uno, il primo fondo europeo per lo sviluppo regionale, il secondo il fondo sociale europeo, il fondo per la coesione, il fondo agricolo sviluppo rurale, sicuramente importante, vedo Mauro davanti, ci sarà 1.200 milioni di euro per potenziare uno dei settori che si sta dimostrando in prospettiva sicuramente di primo livello sulla regione Veneto, sia per la produzione interna ma soprattutto per la capacità di export che hanno le nostre produzioni agroalimentari in un contesto europeo e mondiale. E infine un fondo più piccolino però significativo per la nostra realtà di 13 milioni di euro per quanto riguarda il fondo a sostegno della pesca. Ecco, queste sono le sfide che abbiamo di fronte in termini di macrodati. Altro elemento importante, quando prima vi parlavo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, come verranno distribuiti questi fondi? Si rafforzerà la ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione, i punti di debolezza che dicevo prima quando intervenivo, il tema del miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, tessuto portante dell'economia della nostra regione, ma per certi versi anche in un momento di difficoltà nella capacità di competere in un quadro internazionale sempre più globalizzato e sempre più complesso. Terzo punto, lavorare per favorire un'economia a bassa emissione di carbonio. Quindi il tema, l'attenzione, ecco, al centro delle politiche europee legate al tema della bassa emissione di carbonio. Ed infine c'è un punto importante dove il 5% delle risorse verranno messe per l'integrazione e lo sviluppo delle aree urbane, soprattutto in una logica di sostenibilità. Questo perché lo dico? Perché sicuramente non sarà la nascita della città metropolitana che attrarrà in maniera certa questi fondi, però questa idea di intervenire con una percentuale di risorse che andranno per costruire le reti di mobilità, di sostenibilità, di aggregazione tra i territori è sicuramente uno dei punti importanti di disponibilità economica. Voglio sempre ricordare che siamo in una fase di risorse calanti sul quadro nazionale di risorse interne e sicuramente queste iniziative che metteremo in campo diventeranno importanti non solo per la regione Veneto ma anche per le comunità locali e in particolar modo per i comuni per attrarre risorse e mettere in moto dei meccanismi virtuosi su questo fronte. Fondo sociale europeo, il tema sarà la promuovere l'occupazione e la mobilità professionale, investire sull'istruzione e la formazione, soprattutto la formazione continua, l'altro grande punto importante, la lotta alla povertà e il tema che credo sia all'ordine del giorno anche del governo Renzi in questo momento, l'efficienza amministrativa dell'amministrazione pubblica. Bisogna lavorare su un quadro interno, naturalmente sulle spinte che arrivano anche dall'Europa. Ecco, io mi fermo qua per dirvi quanto importante sia l'input, le strategie in un contesto in cui la sovranità dei paesi nazionali, come si dice, viene ridotta su una visione sempre più ampia. Dobbiamo pensare a un'Europa che non è un'Europa sfrastagliata, divisa, dove ognuno tenta di difendere il proprio orticello, ma in un contesto in cui il confronto avviene per grandi sistemi, pensando alla Cina che sta diventando il primo produttore mondiale, la prima potenza economica mondiale, gli Stati Uniti. Ecco, abbiamo bisogno di un'Europa che sia più unita e che abbia strategie comuni. Naturalmente questo comporta un cambio di rotta rispetto all'Europa dei burocrati, l'Europa della finanza. Credo che questi saranno temi che Franco Frigo affronterà sicuramente in termini più politici, più complessi. Ecco, però la sfida che abbiamo è quella di garantire, ecco, che ci sia intanto i socialisti europei che vincano queste elezioni. Un dato importante, un candidato che oggi si sa chi è, e nel passato si votavano i raggruppamenti, i partiti
e non si sapeva quali erano i candidati. Noi abbiamo Schulz, che è sicuramente un rappresentante attento, ecco, di una nuova Europa che mette anche in discussione il ruolo egemonico per certi versi della Germania, e sicuramente che si pone in termini diversi da come la Merkel ha governato e ha dato gli input in questi anni. Quindi l'importanza della vittoria delle forze socialiste europee, e dall'altra però un grande risultato che deve avvenire nel nostro paese per rafforzare lo sforzo difficile, straordinario che Renzi sta mettendo il Partito Democratico a livello nazionale. E chiudo il tema del prossimo anno avremo anche le regionali, e quindi il dato che ne scaturirà dalle elezioni europee può essere un termometro, un punto di riferimento, una cartina di tornasole per capire quale sfida metteremo in campo le prossime elezioni regionali. Io credo che il Veneto sia una regione contendibile, non ci sia più le difficoltà, il fallimento della Lega e del centrodestra ci possono dare una grande opportunità in una situazione cambiata, dove siamo di fronte a un sistema tripolare con il ruolo giocato da 5 Stelle e da Grillo. Ecco, si apre una fase sicuramente di grande preoccupazione, ma di grande interesse e di grande opportunità per le forze del centro-sinistra, in particolar modo del Partito Democratico nella nostra regione. Per questo è importante un grande risultato nel nostro territorio, per questo è importante anche che ci siano dei candidati e dei parlamentari candidati che vengono eletti in Europa, perché bisogna fare una filiera, una squadra. Non ci può essere rottura di comunicazione, di confronto e di crescita, ecco, nel nostro territorio. Per questo noi punteremo molto. Oggi abbiamo la presenza di Franco Frigo, a cui riconfermiamo la nostra stima e impegno, ma vogliamo portare parlamentari veneti in Europa, perché il Veneto è strategico non solo in un quadro locale, interno nostro, ma in un quadro anche di crescita del nostro paese. Quindi con questo auspicio, con questo impegno, ecco, cominciamo questa campagna elettorale che non deve essere presa sotto gamba. Invito i cittadini, i militanti, le persone che hanno a cuore, ecco, un dibattito serio, non strumentale, e soprattutto per battere anche quella ondata, diciamo, di antipolitica, di anti-Europa che è in piedi in questo momento e che viene usata come clava, ecco, di un dibattito politico che invece dovrebbe essere sui contenuti, sulle cose serie. Dobbiamo fare questo sforzo straordinario, e per questo già da adesso credo con Valentina, tutto il gruppo nostro del nostro partito, vi ringraziamo per lo sforzo che metterete in campo. Grazie. Passo la parola a Maurizio Concetti. Buongiorno a tutti, grazie Valentina, grazie Lucio. Il tema dell'Europa è un tema che non è molto dibattuto e credo che il Partito Democratico abbia fatto bene a promuovere questa iniziativa per cercare di affrontare un po' nel merito, l'onorevole Frigo, dei temi che riguardano questo nostro Veneto, che riguardano il mondo delle imprese, che riguarda lo sviluppo e la crescita di questo Veneto. Ciò ha fatto un elenco molto lungo di cose. Io ne riprenderò alcune. Però vorrei prima esprimere un sentimento che credo sia molto diffuso e menzionato, e cioè che nelle prossime settimane si svolgeranno le elezioni europee, il 5 maggio. In concomitanza avremo la presidenza europea, del semestre europeo, ma vi sarà anche il rinnovo della Commissione. Sono elezioni queste che avvengono in un momento estremamente difficile e drammatico, la crisi più drammatica che abbiamo conosciuto dal dopo. E recenti indagini ci dicono
ci mostrano dei dati che sono davvero impressionanti circa sulla sfiducia dei cittadini verso l'Europa. Questa sfiducia, guardate, io credo non sia dovuta a fatti irrazionali o emotivi. In realtà i cittadini europei, ma anche i cittadini italiani, ma soprattutto quei cittadini che sono stati colpiti così fortemente dalla crisi, non hanno apprezzato il modo con cui le istituzioni europee hanno affrontato nei loro paesi la crisi. Basta ricordare, per esempio, noto quello della Grecia, ma potremmo ricordare la Spagna e per alcuni aspetti anche il nostro paese. E però questa sfiducia non è diminuita solamente in questi paesi, la sfiducia è diminuita anche in quei paesi non colpiti dalla crisi, perché probabilmente si contribuisce, diciamo, a questa sfiducia anche il funzionamento delle istituzioni europee. Poi l'onorevole Frigo magari ci aiuterà. Io ho letto in questi giorni a comprendere meglio. Io ho letto in questi giorni con attenzione, visto che c'è la coincidenza appunto delle elezioni, della presidenza del semestre europeo e della presidenza del Consiglio europeo, e ho letto con attenzione il funzionamento delle istituzioni europee e le sintetizzo un po' così. Le elezioni si terranno appunto il prossimo 25 maggio e nel migliore dei casi tra la nomina del Presidente del Parlamento e le commissioni. La nomina del Presidente della Commissione europea viene fatta da parte dei 28 Stati membri, i quali il Presidente, una volta eletto, dovrà assegnare i portafogli ad ognuno dei 28 commissari. Poi ci saranno le audizioni e i voti di fiducia. Bene, se tutto funziona bene, le istituzioni europee inizieranno a funzionare solo verso la fine dell'anno. Allora, voi capite che c'è qualcosa che non funziona anche a livello europeo, perché è vero che noi abbiamo un problema di efficienza e funzionamento legislativo, si sta discutendo della riforma costituzionale per quanto riguarda il superamento del Senato e del bicameralismo perfetto, però dobbiamo anche dire che sono normali, non sta solamente in Italia, probabilmente c'è qualcosa da fare anche nel funzionamento delle istituzioni europee. Devo anche dire, per arrivare un po' ai temi che ci riguardano e che riguardano il mondo della che tutti gli interventi comunitari che si sono fatti in tutti questi anni non hanno dato grandi risultati significativi all'economia europea, in particolare delle piccole e questo secondo è ancora più vero per le imprese italiane, dove il 2013 è stato un anno nero e il 2014 non è cominciato bene. Diciamo la fine o la continuità di un lungo periodo difficile. Per restare anche nel nostro ricco nord-est, il 2013 è stato contrassegnato da fallimenti, da messa in liquidazione di aziende, di chiusure, con conseguenze ricadute ovviamente sui livelli occupazionali. Basta qui ricordare il numero, molte ore di cassa integrazione che sta interessando anche il nostro Veneto, la difficoltà dei giovani a trovare occupazione anche in questo nostro Veneto, diciamo il livello di disoccupazione che sta interessando anche questa nostra regione. È una crisi che ha investito tutta l'area euro e che ha spinto molti paesi, tra cui il nostro, ad adottare quelle misure che sono state imposte dall'Europa, che hanno certamente da una parte messo a posto il tutto, ma che hanno anche ulteriormente unito la domanda interna.
e cioè hanno vinto quelle due politiche di rigore e di risanamento, che però hanno fortemente compromesso il sistema. E tutto questo nel lungo periodo ha dimostrato che le soglie di austerità non sono controproducenti, perché provocano solamente effetti recessivi senza tra l'altro risolvere il rapporto tra debito pubblico e prodotti interni. E queste ricadute, le ricadute di queste politiche hanno evidenziato anche un aspetto molto importante del sistema delle imprese, soprattutto anche di questo nostro bene, e cioè una grande differenza tra le imprese che operano sui mercati esteri, cioè le imprese che esportano, dove dobbiamo registrare una seppure tiepida ma interessante ripresa delle esportazioni, diversamente dalle imprese che operano nel mercato interno, dove la recessione dei consumi di tutti i servizi, non solamente dei consumi della distribuzione, ha messo in una situazione difficile in quel mondo delle piccole. Io credo che l'Europa non possa ignorare questa situazione, cioè degli elevati costi sociali e della perdita di produttività che si è determinata, e che questi possono creare quegli effetti che ricordava anche Lucio prima, proprio dal punto di vista sociale, della tenuta sociale di un paese piuttosto che della nostra regione. E questa diciamo, difficoltà di coesione e di tenuta sociale è molto forte anche in questo nostro Veneto. Un Veneto che ha perso anche un po' di fiducia su se stesso, è un disagio molto forte, e c'è un impoverimento di quei fattori che sono stati elementi, diciamo, di forza che hanno negli anni precedenti, negli ultimi 20 anni, fatto diventare il Veneto la locomotiva d'Italia. In particolare per quanto riguarda quel patrimonio di saperi, di conoscenze, ma sono anche di coraggio, attraverso il quale gli imprenditori e i cittadini tutti veneti hanno realizzato il successo del Veneto. Quindi dobbiamo dire che questo processo di integrazione europea, così come l'abbiamo conosciuto, ha mostrato esclusivamente, diciamo, il volto del rigore e dell'austerità. Invece io credo sia arrivato il tempo di delle azioni molto significative per far riprendere l'economia, quella reale, in particolare delle piccole. Ed è per questo che io credo vada sostenuto con convinzione l'azione del governo nella richiesta di misure di maggiore flessibilità dei conti pubblici, a fronte ovviamente sono le richieste che si fanno all'Europa ormai da molti anni. Però queste possono essere credibili, si possono realizzare solamente se in questo Paese si dà avvio a quelle riforme strutturali che devono essere approvate per dare non solo credibilità, diciamo, verso l'Europa, ma perché possono diventare le basi solide per un bilancio economico del nostro Paese. Perché guardate, io penso un po' questo, è pur vero che c'è un problema che si chiama Europa, che si chiama euro, che molti pongono, se volete, in modo molto demagogico. Ma è anche vero che c'è un problema del nostro Paese, un Paese che da circa 20 anni non cresce, che non ha saputo attuare alcuna seria riforma, che si sta discutendo da 20 anni sempre delle stesse cose, che si è indebitato non a fronte di investimenti che, se fossero stati realizzati oggi, in questo momento di grave difficoltà, probabilmente ci avrebbe aiutato a superare meglio la crisi, ma che ha sprecato questo tempo, che l'ha buttato via gli sprechi. Per cui io credo che tutto questo debba essere affrontato in modo molto serio. Debba essere affrontato in modo molto serio proprio tornando e parlando dell'Europa. Io credo che il nostro governo e i nostri parlamentari europei debbano prestare
più attenzione rispetto al passato agli interessi del nostro sistema delle imprese, in particolare delle piccole. Guardate, troppe politiche europee sono state pensate soprattutto per le grandi aziende e poi sono state estese a tutte le piccole aziende, diventando ovviamente inattuabili e difficili da applicare. Troppe direttive sono passate senza quella attenzione che il governo ha affitto alle imprese e dei parlamentari europei dirigenti. E dei parlamentari europei dirigenti avrebbero dovuto dimostrare. Cito un esempio per tutti, visto che qui siamo a pioggia, località turistica, la direttiva Bolkestein sulle concessioni demaniali. Ma potremmo aggiungere anche a questa molte altre, diciamo, direttive che hanno delle ricadute molto negative sul nostro sistema. Il nostro patrimonio è stato costruito in questa nostra realtà e che con troppa facilità da servono che sono legittimi, perché c'è troppa disattenzione da parte anche dei nostri parlamentari, non parlo da poco, è andato a sostituire la Serracchiani, ma voglio che prenda in qualche modo questo nostro sentimento, che è un sentimento molto diffuso, di un abbandono da parte dei nostri parlamentari europei rispetto a quanto viene legiferato nel Parlamento europeo e alle decisioni che vengono prese dalle istituzioni. Perché questo nostro paese è un paese che sta vivendo una fase che è estremamente difficile, con una pressione fiscale che nel 2013 ha raggiunto il 44,3%, una delle tassazioni più alte al mondo. Di contro, in 6 anni di crisi economica, gli impieghi bancari delle piccole imprese sono diminuiti di circa il 10%, per pari a una riduzione di circa 17 miliardi. Potremmo sintetizzare così: tanto fisco e poco credito. Se voi sapete quanto è difficile l'accesso al credito da parte delle piccole imprese nei confronti degli istituti bancari, nonostante gli istituti bancari abbiano avuto, diciamo, dei forti incentivi da parte della Banca Centrale Europea per favorire il credito, in particolare alle piccole e medie imprese, ma si vuole dire alle famiglie. E credo che non sia più rinviabile la riduzione della fiscalità del costo del lavoro. Bene ha fatto il governo attraverso la riduzione dell'IRPEF a destinare ai lavoratori questi 80 euro al mese, che ritengo non possono essere considerati un'elemosina, come dice qualcuno, ma una giusta attenzione. Qualche miliardario, Qualche miliardario, sono 100 euro, 80 euro, ma che fanno la differenza, no? Ecco. Credo anche che i pochi soldi che sono a disposizione, perché gli unici soldi che ci sono davvero sono le cose, debbano essere soprattutto destinati a favore dei lavoratori. Vedete, anche se pure io rappresento il mondo delle imprese, la riduzione dell'IRA del 10% sulle piccole imprese significa praticamente tutto. Perché o si toglie totalmente l'IRA, allora c'è un grande incentivo interessante a favore delle imprese, altrimenti ridurre il 10% dell'IRA per delle piccole imprese, sapete che cosa significa mediamente? 1.000, massimo 3.000 euro all'anno. Allora è meglio dare i soldi ai lavoratori, perché questo può favorire
la ripresa dei consumi, e questo può generare un volano favorevole, diciamo, per la ripresa economica di questo nostro paese. No? Ecco, io credo, in conclusione, che bisogna che questo paese diventi un po' più serio, uso questa parola molto semplice, un paese più serio, con una classe dirigente che sia esempio, non solo per la politica, la classe dirigente in generale, che sia esempio per i cittadini, perché solo se c'è credibilità una classe dirigente può avere la forza e l'autorevolezza per trasformare questo paese, perché c'è bisogno di cambiare radicalmente questo paese, tutta la conservazione che c'è in questo paese, e perché in questo paese non si riesce a modificare mai nulla, perché quando si tenta di cambiare qualcosa c'è subito qualcuno che si alza e dice che non va bene, che tutto deve rimanere così. Allora io credo che dobbiamo invece sostenere il cambiamento, e dall'Europa può venire un segnale molto preciso, perché sugli impegni europei questo paese deve avere in qualche modo anche la spinta per cambiare. Concludo facendo due considerazioni molto veloci sul lungo elenco, diciamo, di argomenti che Lucio ha illustrato. Quindi, Veneto chiama Europa. Io penso che il Veneto debba ritornare alla notorietà, parliamo adesso di immagine di comunicazione, non tanto per il tank, il motivo per il quale siamo andati sui giornali, ma perché il Veneto deve ritornare ad essere la locomotiva di questo paese, se non vero. E allora dobbiamo davvero affrontare quelli che sono i nuovi temi attraverso i quali si deve creare la crescita e lo sviluppo di questo paese, e non possono più essere quelli degli anni passati. Seppure noi abbiamo un manifatturiero importante che deve essere salvaguardato, ma che avrà successo solamente se avrà la capacità di investire in innovazione e ricerca, quindi quegli obiettivi che sono dati dall'Europa del 3% significa crescita vera, vero se si sa investire in ricerca e sviluppo. Una crescita intelligente e sostenibile al territorio e alle città. Questo nostro Veneto, guardate, è stato devastato da una urbanizzazione che se poteva e se può trovare una sua giustificazione nella crescita e nella ricchezza che ha contraddistinto il Veneto fino a qualche tempo fa, oggi non è più giustificabile. Cioè il patrimonio è una risorsa, il territorio è una risorsa, è un patrimonio che va salvaguardato. Quindi anche qui, se volete, in modo molto, possiamo usare uno slogan, basta costruire, cioè non si può più costruire in questo nostro Veneto, dobbiamo riqualificare l'esistente, costruire sul costruito, come si dice, e perché noi stiamo perdendo, in particolare per quanto riguarda gli insediamenti delle grandi strutture di vendita, ad esempio l'ultimo è quello della nave dell'Euro, no? 50.000 persone in coda sulla Romea e poi per entrare, allora, al di là degli aspetti, diciamo, valoriali, sui quali sarebbe molto da ragionare, no? Che cosa significa una società evoluta che propone come modello di svago, non di svago, non visto il centro commerciale anche delle festività, che sono laiche, le festività religiose e quelle anche civili vadano rispettate, va bene. Ecco, ma pensate solamente al di là delle cose che se uno vuole fare se ne fa, no? Ma l'impoverimento che questo sta provocando nelle città. Ecco, il mio grande preoccupazione per il futuro del nostro Veneto è il territorio delle città che si stanno impoverendo. Ecco, su questo, tra l'altro, tutto il tema dei fondi europei, io credo che dal fatto che penso che la regione lo stia affrontando
dato che la comunità e tutte le direttive europee dicono utilizzare questi fondi non integrati, quindi ci si stanno facendo in modo settoriale perché ogni si sta facendo, tu sei in conoscimento di me. Queste sono le direttive europee, sono utilizzate in modo integrato per fare innovazione, per fare sviluppo, per la crescita intelligente, per l'inclusione sociale, tutte queste cose qua. No. E uno dei temi che viene sottovalutato oggi nella programmazione europea che la regione sta realizzando è il tema delle città. Io credo che dalle città si debba partire, perché le città sono degli sistemi produttivi. Dentro le città ci sono migliaia di aziende che lavorano, che fanno ricerca, che fanno innovazione. L'innovazione e la ricerca, lo sapete bene, non si fa più nei capannoni, nei grandi edifici, si fa in luoghi piccolissimi, va bene? E le città sono luoghi dove centinaia di migliaia di aziende, persone che lavorano, fanno servizi, fanno innovazione. Bene, noi stiamo perdendo questo patrimonio e queste opportunità. Le città si stanno impoverendo, c'è un declino inarrestabile delle città. Allora, o interveniamo lì, va bene, per rilanciare le città, utilizzando ovviamente i fondi europei, perché altre risorse non ce ne sono, nazionali non ce ne sono, quindi le risorse sono per europee. E da lì partiamo per fare innovazione, ricerca, per aiutare i giovani a trovare un posto di lavoro su quelle che sono le vere prospettive. In una battuta ogni tanto io dico, ma i nostri ragazzi giovani faranno tutti i permessi, perché se l'unica offerta è quella dei grandi centri commerciali, va bene, non vale nemmeno la pena studiare, laurearsi, raggiungere l'offerta poi di lavoro e quella tra l'altro cambia. No? Ecco, io credo che su questo ci dobbiamo impegnare e credo che l'Europa, tutte queste vicende, gioca un ruolo fondamentale a condizioni che noi, come dicevo, non semplice, diventiamo un paese un po' più serio. Franco, possiamo agire in due modi. Primo, sentiamo loro che se hanno qualche domanda da fare, così rispondi e fai l'intervento, oppure fai l'intervento e loro poi intervengono come vuoi che faccia 15 minuti di facciamo sintesi, molto proprio. No, perché mi pare veramente che chi mi ha preceduto, da Valentina, Lucio, Franceschi, abbia inquadrato perfettamente la questione, quindi vorrei un attimo, come dire, non ritornare subito alle questioni. Fare alcune considerazioni più di natura, in qualche modo, una campagna elettorale, perché poi non è che dobbiamo meravigliarci perché i cittadini si interessano di Europa solo al momento che ormai però neanche poco, dobbiamo approfittare di questo momento per fare alcune riflessioni. Non prima, naturalmente, avendo fatto una premessa che non dobbiamo mai dimenticarci, voi sapete che l'Europa nasce sulle ceneri di due grandi guerre mondiali, una in corso 100 anni fa, un po' dappertutto, tranne che in Italia, che portano a oltre 100 milioni di morti, che caratterizzano un'Europa drammaticamente stesa su situazioni di atrocità, diciamo, quasi inconfessabili se non fossimo che sono dati veri, cioè il tema dell'Olocausto, il Lager e quant'altro. Quindi chiaramente dobbiamo sempre fare riferimento a questa partenza, a una realtà che ci ha regalato, e dobbiamo usare questo termine, 70 anni di pace. Lo vediamo in Ucraina come il tema non è assolutamente chiuso, lo vediamo nel Nord Africa, cioè il tema della sicurezza e della pace è un tema che è aperto. Che cosa ci dicono gli oppositori? In sintesi, se penso si partecipa a un dibattito organizzato dalla Lega o dal Movimento 5 Stelle, ti fanno un ragionamento che vedo apparire molto di persone, non è che io vado in classe di discussione, bisogna anche capire quali sono le critiche, dicono, beh, prima dell'euro stavamo bene, piena occupazione, grande di tutto. Adesso va tutto male, quindi la colpa dell'euro. Questa è una lettura naturalmente che fa presa un po'
sulla opinione pubblica, anche se io ritengo che questa sia meno convincente se non a supporto della seconda che poi dirò. Su questa che cos'è che dobbiamo dire come risposta? Naturalmente la risposta è un po' particolata e complessa, perché l'economia non è che la decidiamo noi, siamo in un contesto fortemente globalizzato, ma potremmo portare alcuni dati molto semplici. Voi sapete che i 28 paesi hanno il 7,5% della popolazione mondiale e hanno un consumo di welfare, cioè dedicano risorse alla previdenza, alla formazione e alla sanità per il 50%, cioè il 50% delle risorse pubbliche per previdenza, sanità e formazione vengono spesi in Europa con il 7,5% della popolazione. Questo cosa che ha portato? Ha portato che tutti gli stati hanno un'imposizione fiscale altissima, che in Europa oscilla tra il 45 e il 60%. Quindi l'imposizione fiscale legata a questo tipo di welfare che determina poi un problema sulla nostra capacità competitiva. Questo è il tema di fondo. Tornare indietro su questo no, assolutamente no, sarebbe sbagliato. Noi non siamo assolutamente di questo avviso, come non siamo dell'idea di tornare indietro sui temi della sostenibilità. Tante volte i nostri imprenditori ci dicono insomma è inutile che voi insistiate con la questione, per esempio, di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 al 95%, perché questo comporta maggiori costi di produzione e quindi difficoltà competitiva. Ricordavo a Lucio che se avesse potuto proiettare lo slide, non so che sta lavorando molto su queste cose, che c'è anche un motivo concreto, della sua capacità di bravura. Serve una slide in cui si vedono le 192 regioni dei 28 e abbiamo vari colori e vediamo che per esempio il Veneto è in zona salvezza, non è in zona in bassa classifica, solo 3 regioni in Italia, Emilia Romagna, il Friuli e il Piemonte, sono in media classe medio-bassa. Questo ci dice che il tema della competitività è la sfida economica che l'Europa deve affrontare tutta insieme, non solo naturalmente l'Italia, di più l'Italia, per tanti motivi che sono stati qui illustrati e che altri potremmo indicare. Quindi il tema della competitività del sistema Europa c'è, sono stati individuati gli indirizzi per la competitività. Vi ricordo che tra i primi 10 porti al mondo per traffico commerciale non ce n'è uno europeo. Quindi vuol dire che la produzione si è spostata in altre parti del mondo. Che questo non era vero prima dell'euro, perché prima dell'euro, idealmente, anche se non è vero, perché l'euro entra in mano è come essere stati prima della caduta del muro di Berlino. Io, guardate, vi potrei portare un intervento che feci, che mi fu un attimo suggerito, attiene nel 1990, pensate, ero presidente della pubblicità, e una elaborazione di una fondazione mi diceva che con il crollo del muro di Berlino sarebbe stato un disastro per l'Europa dal punto di vista della competitività e le nostre imprese sarebbero andate al disastro. Cosa che non si verificò, tanto è vero che arrivammo al 1996, quando la Confindustria di Treviso celebrò la sua assemblea annuale a Timisoara. Bene, se adesso andate a Timisoara a 2/3 che sono morti, il Veneto ha cominciato ad avere i capannoni morti. Cioè non è che sia stato un fatto automatico, ma la caduta del muro di Berlino cosa significa? Che il mondo è diventato improvvisamente piccolo, perché insieme sono emerse una serie di realtà competitive, le prime furono quelle di paesi dell'est, oggi c'è tutto il tema dei nuovi attori internazionali, del famoso Cina, India, Messico, Brasile e quant'altro, quindi siamo in una situazione estremamente diciamo competitiva. Pensate per esempio che noi abbiamo la larga banda a 30 MHz di frequenza, eppure è di notevole velocità, che interessa il 40% del territorio europeo, il 60% di quello italiano, territorio dei 28 naturalmente. Bene, in Corea del Sud c'è il 100% di larga banda a 100 MHz, cioè una velocità di trasmissione dati che è incomparabile. Quindi per dirvi anche su questo versante, anche in Moldavia,
Anche su questo versante noi dobbiamo recuperare molto. Ecco che allora tutti gli investimenti dovrebbero essere orientati all'aumento di competitività. Fatto, tenete conto che noi nel nord-est abbiamo 3 connessioni europee importantissime, note nel passato come corridoi, perché riguardavano solo le infrastrutture fisiche, ma adesso sono note come CEF, Connecting European Facility, perché oltre alle infrastrutture fisiche c'è anche tutto il tema delle infrastrutture energetiche e delle infrastrutture informatiche. Pensate che se noi connettessimo i sistemi energetici dei 28 paesi, basterebbero 300 miliardi e ci sarebbero, e l'Italia può attivarsi nella presidenza del semestre per questo tipo di dato, potrebbero essere finanziati dalla Banca Europea di Investimenti, allo 0,9% di tasso di interesse, avrebbero un ampio ritorno, avremmo una diminuzione immediata della tariffa elettrica del 30% in tutti i paesi. Questo per dirvi quanto è importante le connessioni, ma poi naturalmente le connessioni informatiche, non trascuriamo il fatto che le connessioni energetiche avrebbero anche il vantaggio di liberarci da crisi locali. Se il nostro gas passa per l'Ucraina, e adesso abbiamo dei motivi di crisi, siamo interconnessi, siccome i collegamenti sono diversi, le cose ci sono. Quindi dal punto di vista economico, la risposta che l'euro è la causa della nostra crisi è una risposta sbagliata. L'Europa poteva fare di più, certo che poteva fare di più, dopo vi dirò in conclusione rapida. Il secondo aspetto, che secondo me è quello, è come dire, io lo chiedo anche a voi, Silvio, ma io temo che sia quello l'aspetto vero, su cui le forze politiche non danno mai una risposta a questi favorevoli. Lo dico perché guardate, io parlo fece naturalmente l'euro casualmente, a un certo punto saltò fuori uno, alla fine che poi sono quelli che si dice che ho capito, avevo temo altri che ci saremmo invasi dagli africani. Ecco, questo è, credo, il tema che forse noi pensiamo che non sia nell'opinione pubblica. E non è vero che l'opinione pubblica è già orientata a questo, perché dobbiamo comunicare come affrontiamo una questione così drammatica, perché poi non è vissuta solo sugli sbarchi, che è un problema secondario, il fatto che costino 90 milioni l'anno, le missioni di pace ci costano 1 miliardo l'anno, ma questo non vuol dire che 90 milioni sia una cifra importante, ma non possiamo mica pensare che un paese come il nostro abbia questo tipo di problemi. Il tema è che la gente ha i furti nelle case, ha cantine, ha tutte queste cose. E questo è il tema vero, che sono diciamo spaccate nei negozi anche 7-8 volte ripetute. E questo credo sia il vero disagio che c'è. Per questo tipo di aspetti, dal punto di vista, come dire, generale, cioè quello delle migrazioni diciamo storiche, il tema c'è, e non tanto in termini in cui l'ha scritto il direttore generale del Ministero degli Interni, che ha ragione Renzi, questi mega funzionari per paura di essere cacciati, di vedere ridotto lo stipendio, stanno cercando di fare in modo che Renzi non riesca a governare. Ma dovete pensare che la popolazione africana oggi ha l'età media di 17 anni, la popolazione europea ha un'età media di 46 anni. Tutti i demografi dicono che entro il 2050 si passerà dai 900 milioni a quelli di africani a 3 miliardi. Quindi il tema del problema africano c'è, ma c'è anche se vincono gli euroscettici, ma c'è tanto più se noi dovessimo uscire dall'Unione Europea. Voi immaginate come fa l'Italia ad affrontare un problema di questo tipo. Tanto è vero che in questi ultimi anni, e di qui c'è una responsabilità politica, non si è fatto nulla, per esempio, per le primavere arabe. Quello che invece si era fatto con Delors e Prodi dopo la caduta del muro con i paesi dell'ex Unione Sovietica. Cioè si sono aiutati a costruire delle regole per fare in modo che restassero lì. Questo è stato il tema. Noi con le primavere arabe, con la gestione del PPE europeo, perché dobbiamo dirlo, il Presidente della Commissione di Barroso, uomo della Merkel, e tra l'altro uomo anche di Berlusconi, che l'ha seguito anche lui, perché poi questo qua si mette a fare l'anti-Merkel, qua dopo sta insieme con la Merkel in Europa. Che non è una responsabilità, da poco vi dirò dopo nella conclusione politica, perché è una responsabilità concreta e operativa. Cioè questi non hanno attivato politiche di vicinato, si chiama, previste dal trattato, sulla questione del presidio nel Nord Africa. E il presidio nel Nord Africa è l'elemento indispensabile. Non possiamo noi fare accordi diretti come Italia con la Tunisia, con la Libia, con l'Egitto, con l'Algeria. Dobbiamo fare in modo che sia l'Europa a fare questo,
e che il Mediterraneo diventi definitivamente il confine sud dell'Unione Europea. Guardate che da noi ci hanno sempre venduto, in particolare Maroni e C, che Malta era cattiva con gli immigrati. Malta è arrabbiata con l'Italia, perché l'Italia non ha mai voluto che il confine sud dell'Europa fosse un confine. Per guardate due motivi in maniera molto sintetica, perché naturalmente bisogna anche semplificare. Uno è di natura energetica, cioè l'idea di gestire direttamente i rapporti con la Libia da parte dell'ENI. Questa è stata un'idea italiana sbagliata. Chiedo scusa. Primo perché ipotizzava che Gheddafi fosse interno. Secondo perché comunque non risolve il problema poi nel resto dell'Africa. Il secondo aspetto è di tipo militare. Ci sarebbe stata un'opposizione da parte dei militari di avere la presenza di Frontex, voi sapete, per la frontiera dell'est. La Polonia pretese subito, quando entrò in Europa, nel 2006, di avere Frontex, cioè di averla difesa dalla frontiera dell'est da parte europea, aveva per Frontex, che diciamo la guardia frontiera europea si deve alzare. Ma noi abbiamo tutte le condizioni con la Presidente dell'Italia di pretendere Frontex anche in Sicilia. Quindi come sede proprio e come attivazione. Con la presenza poi nel territorio del Nord Africa per accettare effettivamente la questione dell'asilo politico, che è uno degli atti obbligatori e umanamente diciamo fondamentali per dare una mano a chi è perseguitato nei propri paesi. Quindi nessuna rinuncia all'idea di affrontare il tema della immigrazione africana, ma va affrontato risolvendolo, non facendo come faceva Maroni, che faceva in modo che arrivassero per poi avere e fare politica strumentale contro questo. Come va aumentata la sicurezza in Europa? Perché poi se guardiamo bene, i fondi di cui parlavo prima, parlavo sempre di Paris, dicevo scusa, ma chi sono? Chi sono i rumeni? Sono europei. Qui c'è il tema della sicurezza interna. Beh, anche su questo, chi è che si è opposto al mandato di cattura europeo? Ricordate? Il ministro Castelli, governo Berlusconi 2001-2005, perché temevano che venisse arrestato Berlusconi, noi in funzione di Berlusconi abbiamo consentito che tutti i delinquenti circolassero liberamente in Europa. La questione poi politica, perché termino altrimenti faccio un troppo lunga, sapete che in Europa più di un minuto e mezzo, quindi io verso europeo anche in Italia. La questione politica, guardate. Primo, se anche Grillo prendesse tutti i 73 euro, non conterebbe nulla in Europa, perché i meccanismi europei sono tali per cui tu per fare un gruppo parlamentare devi avere almeno eurodeputati da 7 paesi. Siccome lui non si è alleato a nessuno, almeno per il momento, salvo che poi non lo faccia con Le Pen, prima raccontandoci che non è fascista, poi quando è arrivato là dice che piuttosto di stare con noi va anche con i fascisti, perché è capace lui di fare queste sceneggiate qui, non risulterebbero iscritti a nessun gruppo parlamentare, non avrebbero diritto di fare nessun rapporto per seguire nessuna direttiva, nessun regolamento, assolutamente, persino sugli emendamenti. Perché c'è un meccanismo per cui bisogna essere almeno 40 eurodeputati per presentare un emendamento, voi capite che per quanto vinca è accreditato tra 15 e 20 eurodeputati, certo se ne fa 73 può presentare gli emendamenti. Poi vengono regolarmente bocciati, salvo eccezioni, quelli che sono, come dire, di parlamentari liberi, che sono in 751, non è che uno che tira su 70 firme riesce a avere il consenso. Il secondo aspetto, guardate, purtroppo mi rendo conto, io ho fatto più di qualche campagna elettorale che si dice sempre che è un momento particolare, però non c'è ombra di dubbio che la coincidenza tra le elezioni europee e il semestre italiano è particolare. Cioè, se il governo subisse nel risultato elettorale scacco macro, ma intanto non sappiamo se resisterà, che c'è il rischio di crisi media. Quindi tutto quello che dovremmo svolgere per modificare i parametri di Maastricht e quant'altro, per liberalizzare e dare spazio alla crescita, per aiutare Draghi e a emettere altri 10.000 miliardi di carta moneta, perché poi questo è il tema, abbiamo un euro troppo diciamo, apprezzato, e quindi dove si trovano i soldi? Si trovano svalutando un po' meno, nel cambio all'euro. E se non avessimo un risultato favorevole al governo, quindi se Renzi non fosse confermato
come punto di riferimento italiano noi rischiamo o di non avere un governo, o se fosse una vittoria a metà strada non avremmo quell'autorevolezza, oppure se ci fosse un grande successo di Euroscettici, pensate voi che tipo di autorevolezza avremo noi nei confronti delle altre famiglie europee per affrontare questa sfida. Non ultimo, guardate, c'è un accordo tra i cosiddetti gruppi euro, diciamo non settici, quindi i socialisti, quindi noi partecipiamo, i popolari, i verdi e i liberali, per cui il primo partito si farà il Presidente della Commissione e gli altri lo fanno. Quindi è chiaro che abbiamo tutte le condizioni per arrivare prima. Se Berlusconi si togliesse dal PPD, sicuramente arriveremo prima. No, perché poi penso di non avere responsabilità. E quindi potremo consultativamente attivare una politica di crescita che c'è nelle condizioni, si può fare e che, voi sapete che noi abbiamo un giusto veneziano che ogni tanto fa i commenti, dice che anche la Merkel, dice Massimo Pecciani, sarebbe per una politica di crescita. Solo che lei, terrorizzata dal disordine, scatta nei tedeschi, lui la legge così, è un esperto di filosofia tedesca e quindi sa abbastanza, dice che i tedeschi terrorizzati al loro passato, quando c'è disordine intanto chiamano i carabinieri per tenere tutti i farmi nelle serie. E dice, scusa, io ho mal di schiena, devo stare seduto. Ecco. E in qualche modo questo sarebbe la metafora per cui Merkel avrebbe questo tipo di atteggiamento. Almeno io non so se sia vero o no questa metafora, io so solo che se vince il Partito Socialista Europeo, quindi vince il PD in Italia, possiamo cambiare queste robe. Ringraziamo il relatore, Franco, in particolare per la sintesi, e se ci sono delle domande, prego. Prego, prego. No, molto velocemente perché i temi che sono stati trattati sono ma a me ha colpito un dato che ha fatto prima Lucio. In Europa i giovani dai 30 ai 34 anni sono il 40% laureati. Dovrebbero, l'obiettivo europeo. Obiettivo in Italia sono il 26. Ecco, l'obiettivo. Supponiamo che anche noi avessimo questo obiettivo, dovremmo avere perché se facciamo parte. Allora io mi chiedo però, il 40% di giovani laureati dove andrebbero a lavorare? Allora pongo il tema del lavoro. Io credo, perché ho un'esperienza di lavoro di tanti anni, credo che anche oggi, se un giovane è formato, anche oggi, anche domani mattina, se c'è un giovane specializzato con una specializzazione tecnologica e professionale seria, trova lavoro anche domani mattina. Per esempio, noi per esperienza so che in certi cantieri cercano sedatori, ma sedatori fini, sedatori quel tiro in tutte le posizioni, voglio dire, e sono noveni, sono. Voglio dire, il tema del lavoro, il tema della formazione del lavoro è un tema primario che noi al momento non stiamo affrontando. Poi ci sarebbe da parlare anche sulla questione della recessione, della secessione, le film, anche questo è un tema che sembra secondario, ma in realtà è pericoloso, pericolosissimo dal mio punto di vista. Quindi è bene che siamo tutti coscienti di adoperarci sul centro. Grazie, rapidiamo tutti gli interventi, dopo poi rispondo. Intanto salutiamo Lucio e Maurizio Franceschi perché devono andare a un'altra iniziativa. Ecco, vorrei esprimere al parlamentare Fico un complimento perché ha affrontato un problema di cui parla la gente. Nei bar, oggi c'è una lettera sul gazzettino di uno che dice mi tuo il naso ma voto Lega. E per me sta un colpo al cuore.
mi turo il naso e voto lì. Immaginate perché. Sul Corriere della Sera di oggi ci sono 2 pagine fatti molto, diciamo, non in maniera brutale su questo fenomeno della emigrazione, che chissà perché nella sinistra è un argomento tabù. Frigo è un argomento tabù. E allora io vorrei chiederle perché noi cittadini italiani non sappiamo nulla di quanti sono il numero degli emigrati che sono in attesa in Africa, addirittura nell'Africa subsahariana, per venire in Africa. Quanti sono? A parte la Tunisia, l'unico paese che in questo momento, io sono stato poco tempo fa a Tunisi, ho visto l'unico paese che in questo momento la primavera araba pare che abbia un respiro. Ma ci rendiamo conto di quello che si sta muovendo e delle prospettive, come lei diceva, del futuro. Noi dobbiamo pensare non solo adesso, ma fra 20 anni, fra 30 anni, un continente che si avvia intanto a superare il miliardo, forse arriverà, come diceva lei, anche i miliardi nei prossimi 50 anni. Questo è il problema dei problemi. Certo, chiedo scusa, io ho scritto un romanzaccio in cui ho detto che il nuovo ordine mondiale, una formazione neonazista che però non si richiama al vecchio nazismo, neonazismo, a un certo punto risolve il problema con un virus, una formazione razzista che invaderà l'Africa e ammazzerà tutti però una veloce morte. Ma questa è una fantasia logicamente letterale. E allora arriva la domanda. È un problema grosso di cui dobbiamo farci carico, anche in campagna elettorale. Perché, ripeto, il parlamentare Frigo, io ne imparo sempre a parlare solo di questo. Una settimana fa sono stato a cena da un'amica, mi sono occupato di bisticciare da Camilla Vicentina, la quale l'unico problema che è il problema degli emigrati. I clandestini portano malattie, portano come... Volevo votare i 5 Stelle, ma adesso non lo dico. Salvini, che è uno psicopatico, e lo si vede, insomma, oltre ad essere uno psicopatico, è un razzista, convinto, che va d'amore e d'accordo con Le Pen. Le Pen, primo partito in Francia, ma primo partito perché, al di là della diretta e primo partito perché è un partito razzista e anti-immigrato. Allora ecco quello che le volevo chiedere, un suo impegno, un impegno di tutti i parlamentari, per affrontare, mi scusi signor Frigo, per affrontare questo problema, ma non potete in questo, scusate, essere vaghi. Le cose che ha detto lei sono cose da campagna, bisogna sapere come si confronta con questo problema, cioè bisogna capire. Noi oggi non sappiamo neanche quanto sono, non sappiamo la situazione in Egitto, non sappiamo la situazione in Libia, non conosciamo la situazione in Eritrea, non conosciamo la situazione in Mali, cioè non sappiamo neppure lì che cosa si sta muovendo. Ma se non abbiamo manco dei dati conoscitivi, come facciamo? Quindi concludo dicendo che questo argomento non può essere un tabù per la sinistra e le forze democratiche, altrimenti saremo travolti dai razzisti, dai neonazisti, dai criminali che stanno su questo facendo la loro campagna elettorale. Tant'è vero che addirittura Salvini, cosa che mai Bossi ha fatto, domani sarà ad Augusta, a Catania, a Caltanissetta, per dire che i clandestini, perché questo è la parola d'ordine di questo psicopatico, i clandestini stanno invadendo l'Italia, senza dire la verità che si tratta di profughi in buona parte, si tratta di donne, di bambini, di disgraziati, eccetera, e che in Italia poi passano soltanto per andare nel proprio mondo. Una domanda molto semplice.
Naturalmente lei ha fatto una terminologia di certe organizzazioni, dell'EGA, quello sono i costi-benefici dell'Europa, però è una percezione che il cittadino comune ormai ha dentro di sé, quello dei costi-benefici di questo. Allora la mia domanda è questa, e quella che si pongono anche tanti cittadini. Ma questa istituzione, dal punto di vista di costi-benefici, quanto è sostenibile dagli italiani? E la seconda domanda che le faccio è questa. Poniamo il caso che il Partito Democratico riesca a vincere e che Renzi abbia quelle opportunità e quella autorevolezza che ci auspichiamo. Il periodo di limbo delle istituzioni europee, che Franceschi prima ha ipotizzato, perché quando le istituzioni europee saranno a pieno regime sarà la fine del semestre italiano. Allora, questo periodo di limbo sarà un'opportunità o un limite per il nostro governo? Grazie. Se non ci sono altri interventi facciamo rispondere e concludiamo. Ma come intervento Isidoro mi pare che pone una serie di questioni diverse sul tema del lavoro. Sulla questione di lavori che noi non abbiamo né le professionalità o non abbiamo la disponibilità a farli è un aspetto, e per quello il provvedimento, per esempio, del governo, che il famoso Job Act, prevede anche che sia aumentata la qualità dell'informazione, perché non sempre, anzi con molta difficoltà, l'offerta tenta a incrociare la domanda. Quindi sicuramente ci sono anche aspetti di questa natura, perché poi non è vero che i nostri non siano disponibili a fare anche attività, come dire, non corrispondenti al loro titolo professionale. Su questo però, io l'altro ieri ero a Piacenza, della nuova sede dell'Amazon, 100.000 metri quadri coperti, 500 milioni di investimento, praticamente il negozio virtuale. Il peso della mano di vetro dal punto di vista delle preoccupazioni che Franceschi. Lì sono quasi tutti laureati, 1000 che lavorano, che teoricamente non sarebbe necessario, però loro riescono a, come dire, a far partecipare in maniera anche emotiva all'attività dell'azienda i dipendenti e dicono che il miglior risultato in assoluto ce l'hanno in Italia proprio perché c'è un alto numero di laureati, metà sono laureati di questi libri, cioè i laureati producono un risultato maggiore in termini di produttività anche su lavori non da laureati, però si consente, però ecco, guardi, c'è un dato che ci dà delle prospettive positive, perché poi non si riesce mai a parlare di prospettive positive, perché siccome si parla sempre di roba negativa, non si riesce mai a parlare che l'Europa ha tante potenzialità. Non ultima quella della ricerca. Ci sono importanti multinazionali cinesi che pensano di spostare la ricerca in Europa, perché il contesto, diciamo, di conoscenze di cui dispone l'Europa, l'elasticità mentale, il confronto è tale che il costo della ricerca in termini di produttività loro considerano che sia il 50% di quello che costa loro la ricerca in Cina. Cioè sostanzialmente questa azienda che fa 50 miliardi di fatturato mese e che destina 10 miliardi alla ricerca, contrariamente a noi che le nostre aziende grosse destinano all'1,5%, quindi destina il 20% alla ricerca, ritengono che con metà si possa fare la stessa ricerca in Europa. Quindi noi non è vero che non abbiamo prospettive. Per queste prospettive, come dire, di Europa intelligente, abbiamo bisogno di aumentare la qualità della formazione. E uno degli obiettivi è il 40% laureati. Quindi, su questo ecco, cerchiamo di... cioè la non automaticità tra formazione e impiego non ci deve precludere invece lo scenario che si apre, non trascurando anche l'altro elemento che sa essere materia, come dire, molto discussa, però io ricordo sempre
E quando io mi sono laureato, se volevo diciamo, un'attività conformemente alla mia laurea, dovevo andare a Milano o Torino. In particolare a Torino perché era il boom della Fiat allora, per gli ingegneri. E per andare a Torino ci si metteva 4 ore e mezza di treno. Oggi da Treviso a Bruxelles si mette 1 ora e 40. Non solo, ma allora credo che se non vorrei dire, ma mi ricordo, mi pare che prendevo qualcosa come 20.000 lire credo, per andare, che sono corrispondenti a 200 euro adesso, che allora, i miei tempi. E si fa Treviso Bruxelles con 19 euro, 39 euro se ti va male. Cioè voglio dire, la dimensione del mercato europeo non deve trarci in inganno per cui l'ambito debba essere strettamente locale. No, ecco, questo per dire, quindi dobbiamo dare ai giovani anche questa prospettiva, non considerandola un elemento di negatività. Beh, sulla secessione, vabbè, sulla secessione cosa volete? C'è chi dice, siccome siamo in difficoltà possiamo dall'euro, sono quelle ricette in cui non si capisce l'automatismo. È come dire, siccome sono ammalato, non so, mangia formaggio. Poi si faccia bene, chi lo sa, per quel tipo di malattia, ecco, cioè, è un po' quella di sparare, ecco. Mi pare che la secessione in Veneto non sia molto proprio ristretto, ha avuto una grande enfasi, perché era in contemporanea a quel referendum finto, con il referendum in Crimea, e i giornali russi e soprattutto i giornali finanziati dalle grandi multinazionali russe, specie quelle dell'energia, hanno gonfiato molto a livello straniero. Io non sono mai stato richiesto di tante dichiarazioni dei giornali stranieri come in quel periodo, cioè dall'Inghilterra alla Germania, ma il Veneto ha votato come la Crimea, il 65% favorevole alla secessione, hanno avuto quella combinazione fortunosa. Però se guardiamo bene, l'unica motivazione che dà Zaia è che noi, siccome abbiamo un credito fiscale di 21 miliardi in confronto allo Stato, quindi facciamo la secessione. Se poi qualcuno fa i conti, di cosa vuol dire? Fare le frontiere, fare un esercito, fare ambasciate all'estero, ci vogliono almeno, secondo dei calcoli, tra i 50 e i 100 miliardi. E qual è il vantaggio a quel punto? Solo per un rispetto al governo italiano. Semmai bisogna essere protagonisti della politica italiana che riduca questo tipo di gap e riduca questo disavanzo, perché anche qui c'è stata una politica sbagliata rispetto a quello che fa la Germania. La Germania dall'Ovest ha accompagnato la Germania dall'Est. C'è stata come una specie di partenariato sul modello della politica europea, e quella sempre del partenariato. Se per esempio affidassero al Veneto il partenariato per la sanità in Calabria, per esempio, sicuramente con i soldi che anziché dare a Roma potremmo dare direttamente, avremo dei risultati virtuosi, sia per il Veneto che per la Calabria, ma qui apriamo altri discorsi che mi pare escano dal contesto. Io condivido quello che ha detto Luciano, ecco. Un'aggiunta però, che neanche quel sogno maledetto, quello del virus, è vincente. Questo bisogna comunicare. Cioè, paradossalmente, io non sono contrario perché ritengo la vita un valore non negoziabile. Ecco, qualsiasi vita. Tanto di quelli esperti. Ma guardate, quando uno mette in conto che la vita non è un valore, non lo ferma nessuno. L'esempio è quello dei kamikaze. Cioè, non è vero che se noi usciamo dall'Europa, che cos'è? Che ci mettiamo a bombardarli. Pensate che loro leggono la Gazzetta Ufficiale con scritto l'Italia oggi è uscita dall'Europa e quindi cambiano atteggiamento? Assolutamente. Quindi hanno messo in conto che la vita non conta e quindi sono come i kamikaze, fanno comunque la traversata. Il tema è quello di fare in modo che non facciano la traversata e quindi occorre una presenza. Sulla quantità di persone, questo è stato un terrorismo che ha lanciato il direttore dei ministeri interni, ma è da anni che ci sono montagne di persone che si dice se scoppia la guerra in Libia, succede che siccome la Libia ha 3 milioni di immigrati dal Centro Africa, questi scappano e vengono qua. Quindi il tema è latente da parecchio, e questo non è che ci sono neanche i barconi per portarli tutti, però sicuramente è un tema. Non a caso nei primi 3 mesi sono già sbarcati 24.000 persone, che sono un numero che se dovesse continuare
raggiungerebbe diciamo, un record assolutamente mai previsto prima, e tanto più che si pongono problemi di intervento urgente. La presenza là subito, la presenza là, fare campi lì di raccolta e convincerli che è sbagliato venire. Intanto li proteggi. Si dice questo, Cioè, deve fare l'Europa e questo lo può fare con Frontex subito e lo può fare con la presidenza italiana subito. Non c'è bisogno di aspettare l'istituzione della Commissione per poter fare le attività cosiddette ordinarie, anche se sono straordinarie loro. Quindi la questione del limbo non è un grosso problema dal punto di vista dell'attivazione istituzionale, nel senso che abbiamo con la legislatura che abbiamo chiuso, abbiamo approvato tutta la programmazione europea 2014-2020. Tanto è vero che se non cambiamo l'Europa, paradossalmente abbiamo più niente da fare. È un paradosso mio, ma per dire che quindi è stata messa in campo tutta la programmazione che deve essere attuata, in particolare dal Consiglio dei Ministri presieduto dal governo italiano, quindi tutte le questioni possono essere tranquillamente affrontate, sia quella dei vero che dei parametri di Maastricht, che Draghi è pronto a fare l'emissione di carta moneta, che non è che possiamo pensare di aumentare il bilancio dell'Unione Europea facendo versare maggiori contributi ai Stati, perché questi devono mettere le tasse, quindi non è questa la via assolutamente perseguibile. Poi lei fa una domanda giustissima, che però non è sempre solo ragionieristica. Costi e benefici dell'istituto. Noi potremmo fare questo ragionamento qua su tutte le istituzioni. Lo potremmo fare sul comune, lo potremmo fare l'abbiamo fatto sulla provincia, abbiamo deciso che il costo-beneficio era maggiore di questo beneficio, no? L'opinione pubblica ha deciso, ma l'ha deciso mica facendo il conto, facendo un'opzione, sì, no, ma vengono. Mi lasci un attimo completare la riflessione, sennò diventa difficile. Ma non è vero. In Veneto non ha presa, per esempio, l'abolizione della regione perché c'è il movimento indipendentista, ma io le potrei dire che in altre regioni c'è l'idea che la regione sia. Sia nelle regioni meridionali, sia nelle regioni centrali, che sia meglio tornare sotto lo Stato. Tanto è vero che la riforma del titolo V tende a ridurre il pluralismo, proprio perché questo è il sentimento, ma anche in Piemonte è così. C'è stata una regione che non ha mai pensato di regionalizzarsi, perché Piemonte si ritiene un regno vasto, cioè voglio dire, un po' tutti siamo condizionati dalla storia del passato, ma per dire quindi che se noi facessimo i ragionamenti costo-benefici è difficile da fare in termini puntuali, perché qualcuno potrebbe dire il costo-beneficio dello Stato, abbiamo l'Europa, che si fa, dobbiamo fare l'Europa delle regioni, che è l'unico modo per fare l'Europa dei popoli, che è quello di fare l'Europa delle regioni, potremmo abolire lo Stato. Io di questa prospettiva sono affascinato, ma comunque aprirei probabilmente visioni diverse su questo tipo di aspetto, affascinato nel senso che la affronterei di più, non accederei più sovranità nazionale, altrimenti questo meccanismo di rimbalzo per cui facciamo regionalismo, poi succede che il Cota si compra le mutande, allora torniamo tutti di nuovo in centro, come se gli sprechi fossero purtroppo solo questi, sono molti di più, ma qui apriremo ragionamenti. Il problema sono le prospettive, cioè ce la facciamo noi di fronte all'economia globalizzata ad affrontare da soli l'economia mondiale? Ce la facciamo noi di fronte all'emergenza immigrazione ad affrontare da soli il tema dell'immigrazione? Ce la facciamo noi di fronte a una crisi economica che è stata generata dalla finanza speculativa, affrontare la finanza speculativa? Perché poi si dice, perché a un certo punto abbiamo dovuto purtroppo adottare misure di austerità? Perché se no i mercati non ci prestavano più soldi. Noi che siamo un paese super indebitato, avevamo questi problemi qua. Colpa di toni meridionali non ha nessuna importanza, la verità è che o tu sei inserito in un contesto per cui hai un minimo di solidarietà, oppure non ce la fai ad affrontare. È convincimento comune che se il governo Berlusconi sulla vicenda Marò
avesse investito subito sull'Unione Europea, probabilmente i loro sarebbero già a casa, anche se non è sempre facile dimostrare. Ma queste idee di fare una prova di forza con l'India da parte dell'Italia è un'idea che non sta assolutamente in piedi. Quindi, voglio dire, di fronte a questi scenari che hanno semplificato la geografia mondiale, noi ce la facciamo da soli a sopravvivere. Ecco, è un po' questo anche il tema, cioè l'istituzione è un servizio, non è sempre un automatismo. Poi sui costi benefici in termini puntuali, che è quello che dice sempre Salvini, noi abbiamo 16 miliardi, ne ritornano 14, teniamoci i nostri soldi, non siamo in grado di utilizzare i fondi strutturali, quindi anche li perdiamo e allora torniamo indietro. Anche su questo, guardate, la competitività e gli investimenti in competitività non sono distribuzione di caramelle, sono elementi che devono essere attivati per rendere virtuosi i processi. Quindi i finanziamenti alla ricerca, i fondi strutturali sono finalizzati a rendere virtuosi, sono come dei catalizzatori che accendono l'economia, non possono essere il terminale dell'incentivazione economica. Ecco che i fondi strutturali da questo punto di vista sono fondi particolarmente efficaci e fruttuosi, solo naturalmente li dobbiamo utilizzare, qui dobbiamo aprire i ragionamenti che aveva fatto Lucio e aveva fatto Francesco. Se qualcuno vuole fare qualche altra osservazione, che si chiude, ecco. Se chiudiamo, io volevo di nuovo ringraziarvi della vostra partecipazione, mi pare che sia stato un incontro che almeno a me è servito per gli stimoli che mi sono venuti e naturalmente da oggi per 20 giorni abbiamo ancora, ecco, cominciamo la gente a credere in un sogno più grande di quello di pensare di mettersi in guerra con i tedeschi, di uccidere gli africani, cioè questo non è un sogno, questa è una prospettiva di morte. Chi propone questa retrocessione è una prospettiva di morte, chi guarda all'indietro, chi si illude di tornare agli Stati Uniti, non siamo più questo, e se guardiamo la Repubblica Veneziana muore quando si chiude, cioè quando finisce di allargarsi nel Mediterraneo. Quando comincia a chiudersi perché sazia probabilmente non aveva più la forza di continuare a affrontare uno sviluppo ulteriore e morte, è un po' la logica di tutte anche le nostre attività. Cioè finché siamo attivi, finché continuiamo a investire nel futuro sopravviviamo, quando non investiamo più siamo condannati alla morte. Questo è il messaggio. L'Europa per guardare avanti e iniziare una futuro. Noi giovedì siamo in piazza al mercato con il resto della compagnia locale. Grazie, buon domenica. Posso fare così?